Italiani e veneti sempre meno europeisti e la Commissione europea corre ai ripari, organizzando incontri, almeno 60 in tutto il paese, per rilanciare il dibattito sul futuro dell'Unione Europea. Uno di questi è stato organizzato oggi a Padova da Veneto Agricoltura, in collaborazione anche con l'Università, e si è svolto a Palazzo del Bo. Il tema era l'Unione Europea, questa incompiuta. Siamo in una fase particolarmente critica in cui è necessario un cambiamento nella prospettiva, nel progetto politico dell'Unione Europea. Il 2014 sarà un anno di svolta sicuramente. La cosa importante, io credo, sia quella di riuscire soprattutto a comunicare meglio qual è la chance di sviluppo che offre l'Unione Europea, soprattutto ai territori, alle regioni e alle città. Il 2014 è l'anno della svolta. Ci sono 1.000 miliardi da spendere nei prossimi 6 anni, secondo un piano che viene stilato in questi mesi. Ci sono poi le elezioni europee e inizierà dal 1° di luglio il semestre italiano. Inoltre la Commissione europea sarà rinnovata in novembre e infine ci sono da organizzare eventi in occasione dell'Expo di Milano, che porterà visitatori in tutta Europa, e c'è molto da decidere e discutere. Per noi è molto importante innescare un dibattito in ogni regione che chieda ai cittadini non tanto se sono contenti dei fondi comunitari o dei tipi di progetti, certo anche, ma se nel complesso l'Europa che c'è oggi è un'Europa in cui si riconoscono. È essenziale farlo adesso, è essenziale farlo a ridosso delle elezioni europee, che è un momento cruciale, irripetibile per poter riagguantare, se volete, il tipo di identificazione che i cittadini hanno nell'Europa. In Italia, a fare da trade union tra imprese e Commissione europea è stata istituita una cinquantina di uffici. Europe Direct si chiamano. La Commissione europea ha creato nel territorio dei 28 Stati membri degli sportelli che si chiamano Europe Direct, e sono numerosi gli imprenditori, in particolare per quanto ci riguarda del mondo agricolo, che ci contattano per avere informazioni specifiche sui regolamenti, sulle opportunità di finanziamento,